Euroregione News. Enduro per tutti. Domenica 15 ottobre 2017 a Beano di Codroipo erano oltre 130 i ragazzi impegnati sotto il sole cocente nei due circuiti realizzati ad hoc, uno per i mini campioni e l'altro per i grandi. Il presidente del Motor Club Hard Tracks, grande campione plurimedagliato Germano Uliano, e l'organizzatore Manuel Carpi ci raccontano l'enduro in Medio Friuli con grande enfasi. Per i bambini questa manifestazione è una cosa che noi come Motoclub Hard Tracks portiamo avanti sia a livello di enduro che del mondo del trial, e li seguiamo per chi vuole imparare. Anche già nella giornata di oggi abbiamo delle persone che li seguono a fare i primi passi e poi, come potete vedere, corrono nell'anello dedicato solo a loro in tutta sicurezza. Questo per insegnare già da bambini che si può convivere col motociclismo anche rispettando l'ambiente, quindi organizziamo questi eventi apposta perché la domenica, invece di andare in giro per i campi o per i sentieri a rovinare il territorio, possono venire qua e correre sul tracciato che è preparato. Comunque un occhio di riguardo sempre ai bambini che devono imparare sia a correre, ma imparare anche l'educazione a correre, l'educazione per gli altri e l'educazione del rispetto per gli altri del territorio. Un ringraziamento sicuramente alla Proloco, al Comune. Tutte queste manifestazioni ricordo che vengono autorizzate e quindi ringraziamo le amministrazioni che ci permettono di fare questi eventi, perché ricordo nella nostra bellissima regione non possiamo andare ad organizzare questi eventi dappertutto, però devo dire la verità, in questi ultimi 2 anni ho trovato una buona collaborazione da parte di amministratori capaci e oserei dire anche intelligenti che ci permettono questo. Circa 130 iscritti, più i piccoli. Adesso ci sarà dopo la pausa pranzo con la pasta offerta dalla Proloco, il chiosco fornitissimo. No, non è competitiva, è una manifestazione hobbistica, ludica, ce ne sono molte in regione, ne seguiranno delle altre. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.